Anniversario. Ricorrenza annuale di un determinato giorno dedicato a commemorare la nascita o la morte di qualche personaggio o altro importante avvenimento. Trincà. Auguri di caro cuore ad un amico, ad uno scrittore, a un talento mancato, che ha trovato nell'infinita grazia di una donna incantevole tutto quello che una casa editrice non gli ha saputo donare. Katia, tuo marito è sempre più stronzo. Ma il nostro eroe non si arrende, nessuno lo saprà mai, ma lui continua imperterrito a scrivere, mentre il mondo sbigottito si interroga. Ma chi sta così? Il primo libro di Matteo è stato semplicemente meraviglioso, un vero capolavoro. Il primo ed ultimo libro, vorrei dire. E mentre lui continua a fantasticare il sottoscritto, da umile professore universitario si accinge a pubblicare il suo quinto libro. Katia, ma anche quando fate sesso mantiene questo tono aulico da professore impegnato? Sempre. Ah sì? Ma come disse quel grande scrittore contemporaneo, come si chiamava? Diamine, sono io stesso. C'è chi scrive per compiacere il proprio ego, chi invece lo fa per dissetare la propria anima. Appunto, e tu lo che scrivi, Guido? Meravigliosi quadri di Dante. Davvero, Giulia. Guarda, sono incantato. Più mi guardo e più mi vedo l'infinita certezza di non averci capito niente. Mia moglie dipinge per amore, Guido, per passione. Come io scrivo. Tu scrivi come certi miei amici fanno teatro sperimentale. Prima mettono in scena un lavoro e poi si domandano ma che ha già l'autrice. E quando qualcuno gli chiede del significato dell'opera, loro rispondono con la genialata del secolo. Un'opera non va capita, un'opera non va discussa. Un'opera deve dare semplicemente emozioni. Beh, lo trovo legittimo. Come al supermercato, ogni prodotto ha bisogno del suo codice a barre per farsi riconoscere, così l'essere umano ha bisogno di determinati codici per riconoscere un sentimento. Per cui se tu continui a scrivere a testa di fallo, come a punta di membro, Non capisco. capi cazzo, io non capisco niente, e se non ci capisco niente come faccio ad emozionare? Invidia. Sentimento spiacevole che si propria un bene, una qualità altrui che si vorrebbe per sé. Peccato. Io non posso proprio fare a meno di leggere i libri di mio marito, lo faccio tutti i giorni. Grazie, cara, guardevole. Mi aiutano tantissimo a lasciarmi andare, quando di notte non riesco proprio a prendere sonno. Eutanasia. Mi stimolano a liberarmi, di mattina presto quando mi sveglio e vado al bagno. Sono una pulca. Credi, Matteo, gliene sono infinitamente grata, perché senza i suoi libri io dovrei ricorrere a dei medicinali. Dalla mia farmacia, fare una libra per insonnia. Fare una libro per Fare depressione. una libra per chi vuole. Perdonatemi, voi come lettori galleggiate molto, ma molto al di sotto del mio padre. Katia sta ma sotto. Te stavo. Matteo, ma sono 9 passate, ma oggi quando arrivo? Vorrei sapere anch'io. Eh no, perché se esce dall'ufficio alle 7 io non comprendo tutto questo ritardo. Alle 7 è vero, esce alle 7.
È strano, molto strano. Questa è una festa a sorpresa. Matteo aveva detto a Giulia che questo fine settimana sarebbe rimasto fuori per lavoro. È chiaro, Guido? Irreprensibile, cara. Giulia adesso non sa che la stiamo aspettando e non deve giustificare il suo ritardo a nessuno. Mi capisci, Guido? Ineccepibile, cara. Per cui adesso trascina il tuo stomachievole fondoschiena su questa sedia e in realtà le due. Sintassi perfetta, cara. Per adesso non fare così. Mi deprimi. Sarà stato qualche cliente dell'ultimo Sta capitando spesso di ricevere i clienti all'ultimo momento. Ma tranquillo, non devo certo dirtelo io. Quella Giulia non è proprio il tipo. Non è il tipo per fare che cosa? No, dicevo, non è il tipo che... Che cosa? Non è il tipo che perde tempo. Perde tempo a fare che cosa? Non è il tipo che perde tempo così tanto per perdere. Così come? Così, punto. Magari mi stai mettendo l'ansia stasera. Così. Così, punto e basta. Così. Cioè il tempo si può perdere anche così. Così. No, se sta trattando significa che una ragione ci sa. E tu conosci la ragione. Io conosco la ragione. Scusa, e tu perché dici che non è proprio il tipo? Perché cerchi di tranquillizzarmi? Se lo dici è perché conosci la ragione. Chi sa venire? Tu evidentemente fai scappare che non è proprio il tipo d'uomo di spugni, sa venire. Senti, lasciatelo dire, tu sei diventato poi paranoico. Anzi, schizofrenico e paranoico, questa è la verità. Non è proprio il tipo di avere un altro uomo. Questo volevi dire. Tu passano mai. Sembra stupido. Oi. Che cosa? Ma tu avresti Tu stupido? magari ti fa piacere, lui che cosa? No, dicevo io nel senso Nel senso che? Zitto, sai? No, io nel senso che i cellulari stanno sempre su... Oh, che cosa? In che senso, Guido? Che cosa? In che senso? Oh, guarda come stasera, la salve in questi Sei tu che hai deciso di soffrire. Oh, che cosa? In che senso? Paranoia. Psicosi caratterizzata da un delirio cronico basato su un sistema di convinzioni a tema persecutorio non corrispondenti alla realtà. Questo sistema si manifesta attraverso diffidenza e sospettosità nei confronti degli altri. Traduzione. Tu non stai buoni la cave a chiaro bro cazzo. Tre capi. Lui. Anche stasera è con un altro uomo. Questo volevi dire. Da 4 anni fa è accaduto qualcosa di incredibile, al di là di ogni più diabolica immaginazione. Ancora oggi in America si cerca di studiare il caso per comprenderne le dinamiche. Un'assurda causalità che contravviene a ogni teoria determinista. Un marito e una moglie, dopo una lite furiosa, nello stesso momento tirano fuori una pistola, se la puntano e senza incertezze premono il grilletto facendo partire un colpo allo stesso momento. Muoiono entrambi. Mi sono sempre chiesto perché. Se uno dei due avesse odiato di meno, se magari fosse giunto a quel gesto non per odio, ma diciamo per gelosia, sarebbe stato sicuramente meno convinto, meno determinato, sicuro nel gesto e avrebbe potuto così permettere l'altro di salvarsi. Nell'attesa che ci chiediamo perché io so soltanto che in un matrimonio se vuoi salvarti devi odiare di più del tuo partner. Dai, Guido, non ti
attesa, non lo so, facciamo qualcosa, Matteo. Che Sì, dici? un giochino, ecco cosa ci vuole, un bel giochino. Sei d'accordo, Matteo? Un giochino. Sì, un giochino divertente, tutto da ridere. Guido, da noi che qua vogliamo fare un bel giochino divertente. Sì, ma conosci tu qualche giochino Un ammazzatempo? giochino ammazza matrimonio, io faccio domande e voi rispondete. Va bene, mi piace questo giochino, mi incuriosisce, fammi sentire. Sei sicuro che posso? Noi non abbiamo segreti, tranquillo e sereno, va? Guido, da quanto tempo non tradisci Katia? Che cazzo di domande fa? È finito il giochino. Dici che vuoi fare un giochino tutto divertente, tutto da Ma ridere. avevo una chiaglia però. Perché io invece lo trovo molto divertente. Rispondi, Guido, va? Ti rifaccio la domanda. Da quanto tempo non tradisci Katia? Stiamo così proprio, non lo so. Ti faccio la domanda per la terza e ultima volta. Da quanto tempo non tradisci tua moglie? Il nuovo rispondo perché è una cosa... Mai. Non ho mai tradito mia moglie. Sotto tortura sei stata velocissima. E tutte le telefonate che ricevi. Gianzeico, quelle sono telefonate di allievo che si informano sugli esami. Lucrezia, Virginia, Teodoro, me la ci imparata a memoria. Da lì è te. Allievo, va bene. E 2 anni. La cultura non ha tempo, cara. Parliamo di allievi che si informano sugli esami e che preparano la tesi. Allievi bramosi di sapere, desiderosi di conoscere. Si danno a E me. meglio vada firma perché stai pigliando una brutta Quando strada. sono belle, bramose, desiderose. Rusmanioso. Sì. E piccerelle sono smaniose, Guido. Guardaci quando ho fatto terapia, capi? La faccio privata. Sì, ma perché non lo mami sul gioco? È finito il turno tuo. Katia, passiamo a te. Da quanto tempo non tradisci tuo marito? Ti prego, sono stufo. Ah, dove vai? Aspetti, di parlare tu io non posso parlare, Guido. Hanno fatto un giochino sul Wiz. Ti sei divertito in modo non vuoi. Da quanto tempo, Katia? Sì, però falla parlare. Mi sto dicendo niente. È accaduto una sola volta, subito dopo sposata, di notte, per strada. Dovevo chiudere una questione con il mio ex. Anzi, proprio sicuro di questione. Amo lui. Bravo, ho apprezzato molto il tuo coraggio. Sì, bravo. Proprio un bel coraggio. Cioè, mia moglie mi ha tradito per strada con una cagna in gallo. Le questioni sono questioni, non ci facili. Ma strada. Ma tu quindi la questione non ti preoccupare, guarda, sì. Perfino nel paleolitico, l'uomo primidio si preoccupava di appartarsi dietro un mulino. Non è che questo così perché tu sei stato insieme a Nati, quindi si può fare capace perché tu mi hai fatto mezza strada. Bestia, sei una Si bestia. può facilitare una bella tutto questo più Prima ci sono stata una bestia. Guido e basta, è successo 18 anni fa e tu in questi 18 anni sai quando me ne combinate? Ma si telefonate che arrivano. Questo, gli amo rispondo. Ecco, l'istinto femminile esce fuori allo scoperto, racchiuso in un angolo sconfitta. La donna si difende attraverso l'attacco. E pure le due femminate tu sono grossa così, io. Matteo, e tu? Cosa? Da quanto tempo non tradisci Giulia? Non ti voglio proprio sentire. Tutte le mattine vado al lavoro, parcheggio la mia auto e faccio 2 isolati a piedi per raggiungere l'ufficio. All'angolo del primo isolato c'è un negozio di biancheria intima gestito da una donna dolcissima, capelli rossi, occhi grandi, verdi. Avrà massimo una 30 d'anni. Tutte le mattine da 8 mesi questa donna mi aspetta fuori al suo negozio, mi guarda, sorride. E io tutte le mattine da 8 mesi passo, la guardo per un istante, abbasso la testa e continuo a camminare. No, credo cioè abbassi la testa. Ho paura di perdermi nei suoi occhi, Perché? perché per me perdersi nello sguardo di un'altra persona è un tradimento più grande di un atto sessuale. E quindi? E quindi solo al pensiero che uno stronzo figlio di puttana possa mettersi fuori al suo cazzo di negozio ad aspettare la mia Giulia che passi per incrociare il suo sguardo anche solo per un istante, mi fa incazzare come una bestia. Giulia è mia e di nessun altro. Lei.
Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi. Grazie amore mio, solo tu sei particolare. Sì, scena la tavola che viene dentro. Chi è questo? Chi è? Amore, lui è Renato. Chi è sto Renato? È un amico, adesso te lo dico. Guido non mi arriva. Non mi arriva. Quando sono uscita dall'ufficio è successo qualcosa di incredibile. Lui è... Bella questione, Guido! Guido da genitore non mi arriva. Ma che vuoi? Da semplice lontano, conosciuto un facile e il mio sei. No, vaffanculo. Giulia, guardami negli occhi. Non me lo foto, Giulia, Sei guarda. sicura che me- Perché non mi guardi negli occhi? Ha paura di me! No, cambiate le cose. No, proprio finito come te, ma non vuoi. Giulia, puoi guardarmi negli occhi? No, non mi stai guardando, Giulia! Così mi fai male. Non l'avevi mai fatto? Giulia, ti prego, dimmelo, è il tuo amante? Giulia, guardami negli occhi e dimmelo, è il tuo amante? Io credo sia di non freghi. Io te non pagavo secondo me. Ma lascia che ti stai spieghi. zitto, ciccio. Guarda, per piacere, calmati. Giulia, allora? E mo muovere una cosa e manca qua. Ti ho detto che se mi dai la possibilità di lasciare. Basta, zitto! Matteo, smettila! Sai, leggevo il tuo libro qualche tempo fa, l'ho trovato eccezionale, davvero, complimenti. Che delusione scoprire una persona così diversa. Giulia, ti prego, posso avere l'onore di capire Mister Indugio chi è? Se non ti calmi, Giulia non parlerà mai. Ah sì, anche questo, sai. Giulia, anche questo, sai. Da quanto tempo state insieme? Non l'avevi mai fatto? E allora valutiamo, fammi capire. Chi sei? Dove vi siete conosciuti? Da quanto tempo state Il mio insieme? rapporto con Giulia sono fatti miei. Non voglio più parlare, basta. Mi è passata la voglia. Giulia, perdono. Lo sai che non volevo tutto questo. Me ne vado. Tu non vai a nessuna parte. Fatti tu. Asse, non sparo più. Ma te non mi deludere. Comprendere la struttura di uomo di mettere nell'accettare uno stato di cose ormai chiaro e trasparente. Il tuo matrimonio è fottuto. Guido da gente camminata, allora proprio non ti conviene. Come sto poco in nervi, conosco io un codice e ti vengo bene. Tu stasera sapevi di non trovare qua in casa il marito della signora e pensavi di riconoscermi nel mio libro? Secondo, perché pensate che quando uno scriva debba essere sistematicamente biografico? Perché? La mia vita è troppo piatta da raccontare. Io racconto di tipi come lui, vedi, capaci di superare ogni più fervida immaginazione. Racconto di tipi come te che entrano nella casa degli altri, non si fanno la sbertina e perdono la vita, capito? Io sono un pittore, ma non un pittore! Se tu sei un pittore, qui non Roberto Eca! Sono uscita dall'ufficio alle 7. Sotto al palazzo nel cortile c'era una sta di guardia e mi sono fermata a guardarmi. Renato si è fermato, ha guardato un attimo le mani e ha capito che dipingevo. Giulia,
Giulia, ti prego, non essere patetica, potevi inventare una storia più A cruda. lui è bastato guardarmi le mani. Giulia, non essere patetica. La scultura sul mobile, qui di fronte a me, Giulia, l'avrei realizzata durante il periodo di fidanzamento. Infatti. E in un momento di grande trasporto e di infinita passione, l'artista non scolpisce la realtà, non ci riesce. Scolpisce la sua perfezione ideale, hai idealizzato il tuo uomo. Le ali invece risalgono dopo il matrimonio. Dopo il matrimonio. L'artista vede le ali e inconsciamente avverte che la felicità non può essere eterna e volare è la cosa più complicata che ci possa essere. La tela lì sul cavalletto è piuttosto recente. È finita la scorsa settimana. Bruciando le ali, l'artista raggiunge la maturazione, la piena e profonda consapevolezza che la felicità non esiste e che volare è praticamente impossibile. Che stai dicendo? Ma tu veramente credi di raccontare la nostra vita, la nostra storia d'amore, una vita di sguardi, rinunce, generosi silenzi attraverso 4 tele, ma tu stai buono? Tu non hai la minima idea di cosa siamo io e Giulia quando ci portiamo. Cosa siete? Cosa siamo? Cosa siamo? E poi volare è praticamente possibile, l'abbiamo sempre Ma fatto. per favore. Ma non è stiamo aspettando, non mi piace, basta! Metti giù questa pistola. Non ho mai volato in vita mia. Mai. Poi è successo di aprire nel parco, di incrociare il suo sguardo per la prima volta. Non volevo crederci, ma mi persi così follemente che sentii sbucare dalla mia schiena delle ali gigantesche, infinite. E così, come per incanto, iniziai a volare per la prima volta. Giulia, tu non puoi sorridere. Le mie ali, pizzicando di gioia, iniziando a sbattere sempre più forte. Presero quota sempre più in alto, fino a scaraventarmi fra le nuvole. Questo è un passo del tuo libro. Volteggiato, tentai ancora una volta di afferrare le ali. Aversi il controllo. Persi il controllo. Risucchiato dall'infinito candore delle sue labbra. Mi persi per sempre. Giulia, tu non puoi, non devi sorridere perché ancora oggi quando lo fai io metto le ali e mi perdo per sempre. Ma resta comunque soltanto un libro. Sta zitto, tu non sei un artista, un pittore non parla così. E poi volare. Ma l'abbiamo sempre fatto, Giulia, ridi. Guido, per piacere, nella sua borsa ci sono le sue penne. Vabbè. Giulia, ridi.
pittore. Ma perdonami, sei l'impressione che l'ha macchiato. Ma che macchiato, poi è un'opera mia, è completa. Si intitola Napoli di notte. Guido chi si mette dalle quale come tu scrivi, per me è un capolavoro. Renato ha un sogno, per afferrarlo ha rinunciato a tutto, adesso è un uomo solo, senza una casa, senza un lavoro. Questo che è qui, noi dobbiamo restituirgli un alloggio, degli affetti, dobbiamo restituirgli una dignità. Quindi stasera il tuo uomo dovrebbe dormire in casa mia. Non possiamo dire. Rispondi alla mia domanda. Stasera il tuo uomo dovrebbe dormire in casa mia. Tu hai dato per scontato che io stasera avessi creduto alla tua storiella, vuoi rispondermi? Scusa, ma che vuoi da Giulia? Giustamente sapevi che tu stasera in casa non ci stavi proprio. Guido, ma come si fa a qualificare, decifrare, come si fa? Attraverso la parola è diventato completamente impossibile. A te avessero a disegnare come uno come Maddalini distorce, deforma il tempo, lo spazio, tu così distorci, deformi, bruci e sottieni la pazienza di chi sta vicino. Scusa, ma che vuoi da me? Ma che fratello? Giustamente tu in casa non ci stavi e quindi sei liberato un posto letto, no? Quattro passi. Sei cambiato, Matteo. Prima non eri così. Ah no? Non era così? No? E vabbè, allora visto che non era così e che non potevamo festeggiare in modo migliore il nostro anniversario di matrimonio in un clima di ordinaria follia matrimoniale, vedi, ci spegniamo le candeline, mangiamo una fetta di torta, insomma facciamo 2 foto mentre Renato qua ci spiega il tormento, ha subito l'artista del dipingere sti 4 struzzati. Il tormento ce l'hai tu, scavato dentro e non c'è nessun sogno che ti possa fare. Se cacci via Renato, vado anch'io, dormo per strada all'aperto. Giulia, è una che sono sti cosi. Giulia, per strada no! Per strada, se finire questione! È stato davvero bravo. L'attore consumato. Te lo dissi ieri che mia moglie aveva un debole per i pittori. Questa è la pistola e questi sono i 10.000 euro che mi hai chiesto. Adesso non devi fare altro che uccidere mia moglie. Io non ho mentito. Io veramente sono un pittore. Ah sì? Sì, sai, ho sempre avvertito Non di si gente. frega un cazzo. Ma perché? Perché? Sto buttando tutto all'aria, ho bruciato un'intera esistenza, perché? Ho deciso di accettare la tua proposta. Come ti chiami? Renato. Ti chiami proprio Renato. Senti Renato, non mi devi giustificare assolutamente niente, risparmiami i tuoi patetici sensi di colpa. Mi serviva un morto di fame, l'ho trovato, adesso fai quello che devi e non rompere le palle. Ho venduto il mio talento. Senti, se quello è il tuo modo di dipingere, stai tranquillo che non ne trovo niente. Ma come si fa un artista che arriva ad uccidere? Pure Caravaggio l'ho ucciso. Ma non l'ha fatto per soldi. Ma tu non sei Caravaggio però. Ascoltami, ti faccio questa domanda. Spieghi come una moglie come la tua, come si arriva a diventare così stronzi?
sposato? No? No. Mi sono innamorato tante volte. Troppo semplice. Dovevi credere in una di quelle, rinunciare a tanto, tutto e sposarti. E ti saresti reso conto che il matrimonio è il modo peggiore per condividere un sogno. Da fidanzati siamo facili, è tutto semplice, è tutto facile. È facile proiettare verso il nostro partner tutto quello che potremmo essere e non siamo, ma ti assicuro che è difficile ed è stare in parte da sposare. Ma tua moglie è dolcissima, è di una sensibilità, è di una grazia infinita. Quando prima ti spiegavo la mia situazione, lei mi ha teso la mano senza mortificarmi o calpestare la mia dignità. Ha deciso di comprare tutte le mie opere. Ti sei innamorato di me? Ma che dici? Ti sei innamorato di me? Quello che cerco di dire è che mi pare palese che il matrimonio non gli ha sortito il tuo stesso effetto. Ecco. Prima di prendere una decisione definitiva, vuoi almeno provare a parlarne con Giulio? Parlare, chiarire. Sì, no, infatti adesso vado di là e dico, sai cara, il pittore è di là per ucciderti. Sai, come un piccolo omaggio per il nostro anniversario di matrimonio, adesso che decidi di fare, muori o mi ami per forza. Io e Giulia non abbiamo mai avuto bisogno di parlare, quando si ama veramente. Le parole sviliscono, non hanno nessun peso, solo quello di significato. Oggi non è più così. Lei è qui, mi avvicina, mangiamo insieme, dormiamo insieme, condividiamo lo stesso letto, ma mi manca terribilmente. Mi manca il suo sorriso, il suo sguardo, il suo non dare niente per scontato. Come sarei felice se all'improvviso lei così, come per incanto, potesse perdere la memoria e dare a me l'opportunità di reiniziare tutto da capo. Rivivere la prima volta nel parco, occhi negli occhi. Ritornare a essere preoccupato che un sorriso, uno sguardo, un gesto, un movimento possa non piacere, ritornare a sorprenderla con la forza di un'idea, di una trama, un personaggio. Da quando tutto si è spento tra di noi, io non scrivo più, non ce la faccio. Ma parlane con lei. Ho paura Di cosa? che mi possa confermare tutto quello che penso. Ho paura di un altro uomo. Ma sarebbe così complicato da accettare. Diciamo che se ne avessi le certezze, mi sparerei un colpo in fronte adesso, in questo momento. No, non mi capite. Nelle certezze, come dici tu, che tua moglie non ti ami più, ti spareresti un colpo in fronte e nel dubbio spareresti a lei. Più o meno. Separati per lui. Mai. Tornare indietro è impossibile, io questo l'ho capito, qualcosa si è spezzato tra di noi, ma mai. Ritornare a vivere senza di lei oppure magari vederla felice con un altro uomo. No. Non c'è via d'uscita, nel dubbio non mi resta. Che ucciderlo. Posso? Vieni. Questa è una camera la terrazza comincia ad esistere, ma resta a procedere una legge ormai indecisa, vuole andare via. La facciamo andare via. Tu gli hai già parlato? No. Ci penso. Piacere, Guido Sola, scrittore e professore universitario. Renato. Caro Renato, quali siano le impenetrabili, ambigue, ermetiche, I vostri miei parlo come l'ha fatta mamma. Renato, stasera un uomo mi ha cedulato mia moglie. In questa casa siete tutti dei fottuti pazzi. Ma lei sposo? Questo non ci può capire. Noi mica una persona ci parliamo. Tu devi prendere con una persona con le spalle almeno 6 mesi di matrimonio. Tanto basta che questo anno ci fa capire che cazzo per la no? Come hai dice a me, no? Che stai per capisci, per capisci. Sì, però è stato fidanzato molte volte. Ah sì? Ehi. E come per gli affoghi più giovani senza pensiero? Mia moglie prima di sposarmi, sai come mi chiamava? Bond. James Bond.
Ma quando vai a buona strada, poi chiama Truzzo. Che non ce la faccio più a sentire, voi mi fate schifo, mi date la nausea perché tu. Sì, ma dopo sono gli sfoghi lì. Io sono un artista, sono un pittore. Ma veramente fa l'artista? Sì. Io allora veramente sono Bertolesi. Senti Renato, qua ti devi decidere, se ammazzi mia moglie devi uccidere anche la sua. No, ditemi di no, sto bruciando l'intera esistenza, perché? Mi è giurato che non devi scusare, è disperato. Beata chi sei? Caci Girofalo, tu vai giù, o può fare? Siete due bastardi. Sì, o no? Rispondi. Questo volete? E voi questo vi meritate. I soldi, i tuoi soldi, stanno qua. Questo pure è colpa tua, io. Colpa mia. Eh sì, perché se ti stai rispettando, non sappiamo proprio chi è. Guida nuova da Amnes. Ambres. Ja. 5, 2 cifre, 3 cifre, 4 cifre, 4 e 50, 4 e 70, 4 e 90, 4 e 95, e 5 fanno giusto 500. Tieni. 500 euro. 500. No, ho capito bene, 500 euro. E conto stanno qua. Ma che conto? Che con 500 euro per uccidere una persona? Ma tu a chi stai levando? E tu come ci fai? E beh, 10.000 euro. 10.000 euro. E tu non vuoi stare 10.000 euro l'anno, ma stai buono che la capo oggi? È assurdo, è tutto così follemente assurdo, 500, ma partiamoci la vita umana, non E ce la metti tu, capito? Ce la metti. Ma tu sei soltanto sparato. Ma c'è soltanto di sparare. Senti, lasciatelo dire, ma tu sei aperto fuori di ogni logica di etica commerciale. Ma che vuoi dire? Sì, ma accanto lo pure il prezzo. Se me la accanto 2, 3, 4, o prezzo, cavolo. Questo esempio di etica commerciale è commovente, un figlio in culo te. Dopo sono gli sfoghi lì. Io non sono un killer, per 500 euro non uccido nessuno. Senti, ma dopo che ha? Che stiamo lavorando professionisti, tu niente devi fare. Non ci fa niente. Niente. Tu ti apri solo le chiste. Spalette fai apri. Poi basta che sposti un attimo, ma le spalette fantastiche, ma ne ci vuole anche scienza. Perché scendi? No, io non ci posso credere, non posso accettare un compromesso del genere. Allora, oggi 10.000 non se la fa niente. Ma allora facciamo un altro sorriso. No. Vedete che si solda, no? Fatto osservazione con voi, io poi ti prometto, fra una settimana ti faccio la copia del mio ultimo libro autografato. Guido, chi sta ci disse a te invece che la moglie tu fa gratis? Sta zitto. Va bene, così voi siete due pazzi, siete due dementi da ricovero. Non esageriamo. Siamo sposati, Siete scusati, no, voi avete persone più piccolo contatto con la realtà. Diavolo, Dio mi ha completamente abbandonato. Grazie a Dio, mi ti parlo. No, non posso restare qua, io me ne vado. Acchiappa a cazzo. Lasciate che me lo dico. Non prometto. A parte fate dormire i soldi in casa a tu. Lasciate che me lo dico. Aspetta. Ma perché? Ma perché sono stato così sfortunato? Perché? Ma come, una volta tanto che la ciocca per il suo che faccio con la cascetta? Mi sta sempre un po' di entrare sul mio culo, capisci? Io non ce la faccio. O io visto. Se visto quello là, quando ci cacano come a cini che parli per così, io. Piacere, parlaci tu. Tieni. Ah. No. Tu vuoi fare questo per mestiere? Ma non sono E ho capito, ma tu mestiere sempre devi farlo. Tu ma io non so così, tu pit, ma capito? Se tu decidi di fare questo per mestiere, tu sei sistemato, ti accatti una casa, ti accatti una macchina, ti fai una famiglia. E mi lasci che prezzi? Sei troppo cazzo, tu così vai a tornare la mano di un povero Dio che ha deciso di accidere la moglie perché non la sopporti più. Siccome non è mestiere suo, non lo so fa, o quindi supporto in galera, ma perché? Un po' casa, porto la moglie, poi mi c'hanno a te con un galera. Questo è tutto. No, tu sei deciso di scendere con i prezzi, ma tu non sai a quanto cliente Tu fai vuoi. la fine c'è tutto io. Capi che la gente a fare Ma c'è caso. da così, io. Ma tu hai capito quando mariti vorresti da ogni parte del mondo per commissionarti semplicemente un atto di Io giustizia? la vita cristiana. Diventeresti in brevissimo tempo un eroe mondiale. Io lo facessi patrimonio del me. Siente a me, tu al massimo mi piglia che so, 500 euro. 500 euro stai buono da Anzi, se non fai una cosa, fai il 2 per 1. Invece di 500 te ne pigli 7,50 e mi vai a mezzo brazo. tu la sua c'è il cazzo tutto come. Non sul mercato, Non c'è competitività. senza concorrenza. Ma non paventa. Non paga i contributi. È tutto lei. E chiama. E allora tu così ci stai facendo capire che sei un po' passato. Bene. Allora, Concludiamo questa accordo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
Qua sta la pistola. E qua stanno i soldi. Non me ne posso andare. Guido sono 10.000 euro, che vuoi fare? Io vado io. E io non avevo detto. E me come fa? Che vuoi fare? O io is. A Cina. No, aspetta, ecco. Almeno tu, no, prima, no, palese, qui e qui. Ma che stai dicendo? Io mi ci sono come lui, io sono non so preso. Ma detto. Ma nessuno lo mette in dubbio. Ma metti caso che tu stasera ti vai a cuccare, non senza di colpa, rimani invece che come avuto i soldi, ma perché faccio tu a me, a Cina. Non si può fare. Niente, Guido, tu hai voluto sparare, ma non mi capite che film non si spara, che film ne costano, da quando nasce fino a quando muore. Quando parlo un po' che chiudo. Senti Renato, io vado di là a chiamare mia moglie, tu fai Guido di nome? No. Non può fare neanche così. Con la casa gli soldi e torno. Io non ce la faccio. Iniziamo da me. Mi dispiace tanto per tutto quello che è successo. Voglio che tu sappia che io sono dalla tua parte. Persone come te che lottano ancora con questo valore per tenere vivo un sogno meriterebbero un'altra possibilità, veramente. Meriterebbero un'altra vita. Perdono. Ma io non potevo sapere. Questi sono 20.000 euro. Ma tu stasera devi uccidere mio marito. Ma perché? Perché? Tu sei sposato, Renato? No. No, non sono sposato, va bene, non lo sono. Io posso non capirci niente, ma mi domando come fanno due persone che hanno condiviso così tanto. Come arrivano ad odiarsi fino a questo punto? A mio marito piaceva anche a me una volta piaceva, godevo nell'ascoltare i suoi complimenti sul colore delle mie unghie, ma poi a un certo punto capisci che cambiare colore fa proprio di più. Soprattutto quando sai che il tuo partner odia il rosso. Allora scappa via adesso. Che senso ha questo matrimonio? Cosa può tenerlo ancora in piedi? Una bambina riceve il regalo mozzacchiotto.
Lo Zacchiotto diventerà la sua vita, niente e nessuno potrà mai separarli, ma poi a un certo punto la bambina cresce, cambia e inizia a trascurarlo fino a metterlo in un mobile insieme ad altri giocattoli senza vita. Poi però arriva la sua amica del cuore a casa che apre il mobile, abbraccia lo Zacchiotto e se ne innamora. Ed è qui che la natura umana prende il sopravvento, la bambina, in preda a un attacco di gelosia, strappa dalle mani dell'amica il suo Zacchiotto e lo stringe a sé. È questo che tiene vivo un matrimonio, un continuo strappare. Strappare. E tu così intendi risolverlo? Uccidendolo? Molti anni fa un uomo e una donna arrivarono a puntarsi una pistola e spararsi nello stesso identico istante. Io non voglio fare la stessa fine dei miei suoceri, quindi prima che si arrivi a quel punto io devo cancellare lo Zacchiotto dal mio mobile. Fammi venire tuo marito. Posso? Sì, vieni qua. Matteo in camera da letto sta preparando le valigie, vuole andare via. Lo faremo andare via noi. Guido invece è sceso a prendere le sigarette e tornerà a momenti. Tu mi hai già parlato? Non ancora. Ci penso io. Piacere Katia Speranza, insegnante di chimica. Renato. Caro Renato, quali siano le impenetrabili, ambigue, No, svegliatemi da questo incubo. No. Ma che? Ma il vostro pensiero fisso. E ancora già cominciato. Non riuscite a pensare ad altro. Ma io mi domando, ma in questa casa di che droga vi fate? Ah, marijuana, cocaina, l'ecstasy, l'LSD. Come la assumete voi? Per inalazione, per indovino, va a fumare. Voi siete in grado di cancellare il mio più piccolo senso di colpa. Mi fate sentire come se fossi un angelo in mezzo a voi, città. I camini sono come Ah, mo oggi capito. Ma fammi capire una cosa, tu non si... Non sono sposato, signora, mi dispiace se non capisco niente della vita. Le prometto però che alla prima occasione vorrò rimedio, anzi se ci tiene tanto, se ci tenete tanto, vi verrò ad invitare io personalmente. Ma come ne faccio? Non so problemi, perché forse ne capite. Seconda cosa, non abbiamo più tempo da perdere, quindi dobbiamo muoverci. Questi sono 20.000 euro. Beh, vedi, ma tu stasera devi uccidere anche il mio marito. Certo, signora, tanto questo è il mio mestiere. Io ho sempre sognato di essere un killer affermato e oggi vedo mi sento un uomo più felice, realizzato anche grazie a lei, anche grazie a voi. Ma mandatemi di tutti, i vostri mariti, i vostri amanti, gli ex fidanzati, tutti. Ma tu, 2 colpi di pistola e il mio lavoro è concluso. Ma che 2 colpi di pistola, quanto è bello! Io vorrei capire 1.000 euro a te che lo fa sparare e lo sparina. Ah, ecco perché la signora mi deve spiegare anche come devo uccidere il marito. E si capisce, no? Sicuramente, facendo sentire con magici. Voi lo dovete guardare negli occhi e ci avete da mettere le mani in panna, così, e avete da stringere forte con mano mossa. Così forte con battite cardiache da rallentare, lui che nasce fuori fino a schiattare. Io ho usato quando basta per le farcire. Perché? Appunto. Perché? Perché mio marito ha dato una morte lenta e disperata, veramente consapevole che fine merda sta facendo. D'accordo, signora, la sua è una più che valida motivazione, però vede, per questo genere di operazioni ci vogliono più soldi.
Ce l'hanno più soldi. Il rischio è molto più elevato. Sì, certo. Questi sono altri 10.000. Faccia riflettere. Finisci le strunziate che uno delle dice. Che può fare? Io sono pronto. Cominciamo subito da mio marito, non ti apprezzo. Muoviamoci. Renato, capito buono? Lente disperata. Non la deluderò. Dai, Giulia. Grazie, gentilissima. Signora. Auguri. Grazie. Poi, ma che può costruire? Ma si pezza il cellulare, no? Renato? Renato.
Nato e andato via, la festa non era di suo gradimento. Perdonami Giulia, ma sono proprio stanca, vorrei tornare a casa. Ti capisco. Bravo, vogliamo andare? Zana non occhi pinzi, sono lì. Tutto torna alla normalità. È chiaro però a te, sì. Ti fa bene tutto. Tornare alla normalità è quello che è il motivo a cui tu aspiri, sì. Io mi sono fatto da solo. La mia intrepida carriera da professionista intelligente mi dice molto chiaramente chi sono e che cosa ho cercato nella vita, ma tu no. Tu avevi tutto a portata di mano, per te va bene tutto. Guido, lascia perdere. E perché? Parla, che vuoi? Guido, va. Aspetta. Parla, fammi sentire. Lascia stare. E perché? Devi ricevere il permesso da tua moglie per parlare. Giura per piacere, puoi dire a tuo marito che può rispondere. Matteo, non parlare. Che peccato. Il permesso non è stato accordato. Tu non hai mai scelto, questa è la verità. Tu non hai carattere, non hai sangue nelle vene, tu non sai essere uomo. Questo è il motivo per cui tu non riesci a scrivere un cazzo di libro, perché per scrivere c'ho già le palle, ma tu non le hai. Non le hai mai avute. Io sono l'uomo. Guido, la tua intrepida carriera da professionista integerrimo parte da molto lontano. Ti sei diplomato in lingue straniere in 8 anni, sei stato bocciato 3 volte. Alla fine hai portato a casa il diploma soltanto perché l'allora preside Graziani apprezzava molto l'arte orale più che oratoria di tua sorella Ginevra. Quindi ti sei diplomato in lingue straniere grazie alla lingua di Ginevra, che poi tra l'altro non è nemmeno svizzera. Poi parte l'avventura universitaria in Toscana, perché Babbo, imprenditore edile di successo, intratteneva rapporti di lavoro a Firenze con il deputato Graziani, persona molto influente all'università. Per cui ti sei laureato in 4 anni con il massimo dei voti e con 4 borse di studi, 2 mesi prima che Babbo e il deputato Graziani venissero arrestati per tangenti. Poi, come per incanto, senza essere inserito in nessuna graduatoria, ti assegnano una cattedra a Napoli alla Federico II, perché l'allora rettore Costantini, guarda caso, aveva conosciuto e perso letteralmente la testa per tua sorella Ginevra, la quale in tutto questo tempo aveva ampliato e approfondito il suo innegabile talento, passando da semplice maestralingua ad eccellente masterchef in arte culinaria. Oggi insegno oramai alla Federico II da 5 anni. Io ti posso assicurare che in tutti questi anni i tuoi allievi non ci hanno mai capito un cazzo delle tue lezioni. Ti svegli la mattina con estrema comodità, con tranquillità, e non sai fare altro tutta la giornata che sbavare dietro a ogni corpo di sesso femminile che respiri. Guarda, io voglio anche comprendere un uomo sposato che si innamora di un'altra donna, è comprensibilissimo, però non sono mai riuscito a comprendere invece le dinamiche che determinano la carriera di un puttaniere come te, puttaniere senza sentimento, con professione 24 ore su 24. Per cui, guarda, la prossima volta puoi anche ripetermi le stesse identiche cose, non mi sorprendono né mi meravigliano, però ti consiglio di asciugare i toni, perché li ho sentiti molto molto severi. Come hai detto che sono un uomo senza palle. E vabbè, ma se essere un uomo con le palle significa usarle allo stesso identico modo come lo fai tu tutti i giorni, e io me le taglio le palle, che è più dignitoso.
Guido, mo stai morendo. Io me ne vado da mia madre. Faccio le valigie e me ne vado da lei. Non mi cercare più. Ti conviene. Perché se ti rivedo, dà fuoco veramente. Cara, non puoi farmi questo. Beh, ma io sono ora da Bologna, a Firenze. giuro, Sei grande, io non ce la voglio bene. Tu hai malattono, tu mi hai guardato fisserino dall'occhio e mi capite subito da fuori, ci visto, perché mi sta attaccando? Ci sarà una ragione, io non ce la faccio più. Ci spendo pure 10.000 euro, ma non ritorno a vivere. Libertà, la facoltà di pensare, di operare, di scegliere il proprio talento in modo autonomo. Treccani. L'anno scorso mi sono divertita di più. Ti ricordi che ero fino all'alba? Sì, aspetta. L'anno scorso chi c'era? L'attore. Sì, c'era l'attore. Che pazzo! Sì. Non riuscivo in nessun modo a comprarlo, voleva per forza uccidermi. Sì, troppo stanno sulla schiena. Però devo ammettere che il pittore di stasera mi piaceva di più. Ah sì? Sì, bello e disperato. Però non è riuscito ad ucciderti, che peccato. Vuol dire che il prossimo anno, per il nostro prossimo anniversario di matrimonio, ingaggerò una donna. Troppo rischioso. Perché? Le donne prendono troppo sul serio l'incarico. E gli uomini troppo sul serio uno sguardo. Hai paura? Di cosa? Di perdermi. Tu? Dio mio, che palle. Facciamo un gioco. Un gioco. Sì, un bel giochino. Tu fai domande e io rispondo. Più o meno. Giulia, Dai, ti prego, amore, lo facciamo. Dai. Dai, amore, ti prego. Bene. Vai. Chiedimi se ho un amante. No, Giulia, rispondo. Chiedimelo, ti prego. Giulia. Non puoi tirarti indietro adesso, me lo devi chiedere. Hai un amico? No, un amico, chiedimi se ho un amante. Hai un amante? No. E non l'ho mai avuto. Ma se mi chiedessi quante volte mi sono persa nello sguardo di un altro uomo, allora sì, ti risponderei tante quante sono le volte in cui ho incrociato il tuo sguardo e non ci ho trovato nulla. Perché ti diverte fare un'analisi del nostro matrimonio? È soltanto un gioco, non è? Questo è per il nostro anniversario.
Questa collana fa la stessa fine dell'orsacchiotto. Io ho sempre creduto che tu volassi veramente io ne ero convinta. E poi è successo che all'improvviso è arrivata lei, è arrivata la realtà. Credimi, tu sei tutto quello che umanamente una donna potrebbe desiderare, ma io ero certa di aver sposato un uomo con le ali, un supereroe. Perdonami, potevo sembrarti una bambina. Io ci credevo veramente. Ti ricordi la prima volta che mi chiedesti di fare l'amore, cosa ti disposi a fare l'amore? Il primo passo verso la libertà. Esatto, perché amare significa semplicemente... Cercarsi, guardarsi negli occhi. Perché? Perché le parole? Le parole sviliscono, non aggiungono niente ad un sentimento. Allora perché noi siamo qua a spiegarci cosa non va? Perché tu con un semplice battito di ali non illumini più di sogno le mie giornate? Perché mi hai tradita, permettendo a lei di entrare nella nostra vita? Prima che sia troppo tardi, almeno stasera, insegnami a volare, ti prego.
Aspettavo che lo facessi tu. Finalmente. Finalmente ho capito perché quei due si spararono. Mio padre non sapeva volare.